A rappresentare la Regione del Veneto l'assessore Elena Donazzani. Autorità civili, autorità militari, autorità religiose presenti oggi, al Presidente dell'Associazione 11 settembre e insieme a lui a tutti coloro che animano questa prestigiosa, diventata prestigiosa associazione. Condivido le parole del Sindaco quando dice che vi dobbiamo un grazie, un ringraziamento per i momenti di riflessione che ci impegnate a fare. Ogni 11 settembre io ho cercato di non mancarne alcuno dal momento della fondazione di questa associazione. Ci ha permesso di fare riflessioni di comunità. Ma quali comunità? Una comunità, per essere tale, ha alcuni confini che la determinano nell'esserne parte o nell'esserne al di fuori. E questi confini sono lo stesso sentire, sono la stessa cultura, sono i principi che guidano le nostre azioni e che ci impongono la critica o la condanna verso ciò che non ci piace. Quanto accadde l'11 settembre del 2011 fu 2001. Fu uno shock per tutti, è vero, si ricorda il giorno. Io ricordo meno l'anno perché quella data, al di là degli anni successivi, non mi hanno mai portato ad allontanarci da quel giorno, forse a renderlo più vicino. Perché renderlo più vicino e più prossimo sono stati i fatti che sono accaduti in quest'ultimo anno, che hanno riguardato l'Europa. Quando noi abbiamo guardato con distacco, e qualcuno lo ha fatto, ed era chi non si sente parte di questa comunità, i fatti di New York, li hanno guardati quasi che ci fosse una giustificazione. Qualcuno pensò addirittura che fosse la risultanza di una provocazione. Quelle relazioni che non hanno mai condannato fino in fondo gli autori ci portano oggi a sentirci comunità, perché poi è accaduto anche a noi nel cuore dell'Europa. E allora anche quanti, e ci sono, continuano a ritenere che vi sia una colpa recondita, è perché non si sentono comunità. Allora, andando a ritroso nelle nostre radici, quelle che ci portano a condividere la bellezza, signor Sindaco, quelle che ci portano a condividere le parole dure del professor Giulianati, più dure di sempre, l'ho detto mentre si accomodava alla sedia. Queste parole di condanna ci impongono di sentirci oggi più comunità di sempre. E per essere comunità dobbiamo darci un confine, un orizzonte, che è quello di riaffermare principi, di riaffermare una appartenenza, di riaffermare delle origini. Allora ci viene in soccorso ciò che ci ha unito nella storia e che rende parte di una stessa comunità l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Sono radici culturali principalmente, sono radici storiche. I latini, forse il latino è la lingua che ci rende più simili, dicevano che una comunità, un popolo ha lo stesso sentire e lo stesso volere. E allora lo stesso sentire è la condanna che deve trovarci forti nel denunciare e non accettare le giustificazioni. Lo stesso volere è quello di capire che cosa vogliamo diventare. E ha ragione il professore, oggi è una riflessione più forte che mai. Perché forse dobbiamo anche noi stessi, che pure ci ritroviamo ogni 11 settembre qui, alzare la testa rispetto a tante volte in cui a prevalere ad alzare la testa è chi non la pensa come noi. E non penso solo, guardate, ai pericoli di oggi, che ci sono. Ci hanno sconvolto i fatti di Parigi, ma tutti noi siamo andati con la nostra fantasia a ciò che potrebbe accadere a Venezia o a quello che potrebbe accadere a Roma. Ci hanno minacciato. Ma c'è qualcosa che pesa di più e che ci riguarda personalmente. È quanto accade nelle nostre città,
quando, e ringrazio i sindaci che sono qui presenti, che invece dimostrano di sapere di essere parte di una comunità che giudica in questo modo, quando si lascia che a parlare sia qualcun altro, quelli che giustificano, quelli che per una mal celata definizione di mondialismo da una parte o di internazionalismo dall'altra non riconoscono radici, non riconoscono senso di appartenenza, non riconoscono identità. Allora il compito è nostro. E guardate, e lo dico perché domani riaprono le scuole, principalmente verso i nostri giovani. Se dovesse essere una preghiera la mia, professore, è quella di andare a parlare nelle scuole, che questa associazione si faccia parte dirigente per andare a stimolare confronti, andare a portare la nostra voce. Perché guardate che è quella di una maggioranza silenziosa degli italiani e degli europei, ma che non può limitarsi a mettere un'immaginetta nella propria pagina di Facebook. E poi magari essere una contraddizione perenne. Noi oggi abbiamo bisogno di dimostrare che quel idem sentire et velle che i latini volevano è esattamente il fatto di avere una definizione di popolo. E questo popolo appartiene al concetto di identità. E quell'identità ti fa stare da una parte e ti fa stare dall'altra con coraggio. Grazie all'associazione che ci fa riflettere in questo momento.